per le emergenze accadute nel 2019 e nel 2020 non ci sono fondi, quindi non sono finanziabili. Ecco la mia preoccupazione che manifesto da parecchi giorni, da parecchie settimane su questo fronte. Sono molto preoccupato. Ho visto il servizio di Rete Veneta, siamo molto preoccupati. Se l'assessore regionale veneto alla protezione civile è molto preoccupato, figurarsi i cittadini, i sindaci, le vittime del maltempo di dicembre che, tra Vicenza e Torri di Quartesolo, hanno dovuto combattere con la melma e con l'acqua che avevano inghiottito le auto parcheggiate e invaso scantinati, garage, abitazioni. Ora, a quanto pare, come abbiamo anticipato, il governo non dà più garanzie sui fondi necessari a risarcire chi ha subito i danni. Vedo che il ministro D'Incà ha dichiarato più volte sui giornali che i soldi arriveranno. Io spero che arrivino. Allo stato attuale però il suo collega del Ministero delle Finanze ci ha detto che soldi non ce ne sono. Sì, questo governo è stato molto nebuloso, anche durante il Covid ha dato delle indicazioni, poi ripristinate da altre, non si capisce bene, uno dice una cosa, uno dice l'altra e così stiamo andando avanti in questo momento. Perciò noi siamo veramente preoccupati. Oggi i cittadini colpiti dall'esondazione della Roggia Caveggiara, su cui si era riversato il fiume Tesina, hanno ancora le case segnate dall'acqua e dal fango. Per loro ottenere gli indennizzi è un'urgenza, per questo lanciano un appello. Da Luganato chiedo al sottosegretario di Interno Achille Variati, che visto che è un vicentino, che è stato sindaco di Vicenza e adesso è sottosegretario agli Interni, che si faccia carico di questa problematica, che ci diano delle risposte inerenti e subito, perché noi siamo veramente disperati.